Bella raga, ciao a tutti dal cubettone veneziano, finalmente pole position all'avance devastante, fioi, e voglio vincere. Purtroppo ragazzi la crescente delusione di Jerez è ancora nei miei pensieri, perché se arriviamo anche quarto sarei primo nel mondiale alla grandissima. Noi ogni mondiale dobbiamo soffrirlo, lo sappiamo. Non abbiamo vinto nessun mondiale stravincendo, purtroppo. Dai Cube, dai Cube, dai Cube. Il Cube è già primo. Il Cube è già primo, se me ne devo andare però. Beh, qua ragazzi il Cube ha fatto una curva degna del miglior Cube. Hasta il Cumendiani ragazzi, Cumenda underscore veneziano. Instagram, dove c'è un comendone in mezzo alle tettone delle francesi di Le Mans. Scusate ragazzi, momento di panico, ma devo vincere, se vinco qua sono cazzi per gli avversari. La coppia Valentino Marquez hanno 9 punti di svantaggio, ma io mi sono ritirato per una gara, voglio precisarlo. Quindi fino alla stagione memorable. Troppi problemi tecnici possono capitare. Subito rischio, subito scodata pura per un come comunque cattivo che vuole vincere. Occhio. Dopo ragazzi voglio anche vincere al Mugello con moto italiana, pilota italiano, circuito italiano. Voglio fare l'electric, pauroso. E finalmente è arrivata sta benedetta pole, cazzo. L'aspettavamo da tanto ed è arrivata. Però bisogna vincere, non ci arriva niente alla corsa, non arrivano i 25 punti. Stiamo guidando in maniera sublime, signori. Sembriamo di essere in Catalogna, cazzo, mai fatto una gara così alle Mans da un punto di vista proprio tecnico. Ecco, già il secondo giro non è meraviglioso come il primo. Niente, subiciamo il giro record. State anche alla moto perché non possiamo permetterci un altro ritiro, raga. Però sapete il Cume non riavvia mai, il Cume è un crazy Cume proprio. Già 10 ritiri ho comunque. Siamo vicini alle 100 gare. Sta alla 95esima. Abbiamo fatto 10 ritiri in carriera in 5 anni e mezzo, va bene. Ci sta. Mamma mia, sta pitturando il Cume, finora. Finora il Cume pittura veramente le traiettorie. Mai visto un Cume così. In una gara che non è mai stata super favorevole. Scodata. Se non mi deve venire il braccino però, Quanto mi secca di quel ritiro, madonna, in Spagna, porca trota. Bravo, bravo. Non se riusciamo a fare nostro il fastest, speriamo. Giro record di veneziano e torna anche il fastest. No? Mamma mia. Cosa ho rischiato ragazzi, cosa ho rischiato, hai visto? Questo è il culo. Basta un attimo e perdi tutto. Su MotoGP, per quello è una delle serie più belle del canale, perché è la più veramente, è quella con più di scena. Cioè chi se lo aspettava il ritiro in Catalogna, per esempio, cioè in Jerez, scusate. Dai, tira fuori la prestazione della vita. Tira fuori. Ci siamo ancora un buon vantaggio, dai. Non è che voglio vincere in gran carriera. Non è che voglio la vittoria. Il nostro Ducatone al secondo anno in Ducati. Guardate le francesine ragazzi, guardate le francesine come sono pronte a festeggiare. Ultima curva, poi sarà seconda vittoria in stagione. Quarto podio in 5 gare, signori. Quarto podio in 5 gare, signori. Peccato per il ritiro in Spagna.
Ma questo ha tutte le carte in regola per vincere il secondo titolo iridato. Yes! Yes! Good job! Tra breve la regia ci Grande porterà al come. parco chiuso per... E torniamo primi nel mondo. Mamma mia che mondiali, i primi 4 con 7 punti di differenza. Il mondiale più bello può sembrare questo, eh? Questo forse è il mondiale più bello. Mamma mia che fatica però, ragazzi. La sua gara di oggi è stata semplicemente Eccolo qua. perfetta. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che sono il frutto di tanto duro lavoro. Lo so, beh. Ragazzi, piazzamento curioso per Veneziano, un quinto posto che lascia spazio alla possibilità di vincere anche in Italia. Pilota italiana, moto italiana e circuito italiano. Voglio l'Etric, ragazzi. Se vinco, le toscanine mi hanno promesso veramente un orgione di tipo C. Cioè che vogliono Ugaz, il mio Gaz. E adesso andiamo, fiori. Ragazzi, se sentite rumori è il mio ventilatore, non è il respiro. Oddio, Lorenzo è andato, vabbè, fiori, cazzo tuoi. Era da tanto che non ammazzavo qualcuno, ci può stare. No, dicevo ragazzi che se sentite rumori, non è il microfono ma il ventilatore, fiori, non ce la faccio. Vi chiedo un po' di pazienza, fiori, non arrabbiatevi, ma veramente è impossibile. Capite che il ventilatore perché viene quando il ventilatore praticamente punta il comandone è là che si sente insomma sto rumore qua. Mi dispiace, so che può dare un po' fastidio, però è proprio impensabile su camera mia non avere il ventilatore. Vai come relax. Siamo secondi, fiori, ma voglio vincere. Dai come. Mamma mia che rischio. Marquez comunque sta veramente dimostrando che vuole. C'è che è incazzato nero, si vede, fiori, si vede. Dopo la beffa dell'anno scorso, spaventosa. Attenzione Valentino. Marcume tiene tranquillamente il secondo posto e fa una gran chicane, fiori. Vuole il primo. No, sti errori però, no. Anche Rossi mi supera. Torniamo secondi. Comunque di tutti quelli che potevo ammazzare ho ammazzato quello meno importante in questo momento. Giro record di Marquez. Giro record di Marchetto, comunque ho le potenzialità di vincere. Guardate quanto ho recuperato in questa staccata, fiori. Guardate quanto ho recuperato. Come tira fuori la prestazione della vita. Fantastic. Mamma mia. Che sofferenza. La. Dai che lo superiamo Marquez, dai che lo superiamo, stiamo guidando alla grande in questo secondo giro. Stiamo tirando fuori i maroni. Qua forse faccio... Mamma mia, mi sono visto fuori. Qua ho preso paura. Qua ho preso un po' di scaga. Però stiamo andando comunque bene, sono soddisfatto. Cioè Marquez chiaramente dopo 2 beffe, perché il mondiale vinto da me non se lo aspettava un debuttante e dopo Lorenzo ha fatto quel che ha fatto con la caduta di Marquez paurosa a Sepang. Perché voglio la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva. Prova l'esternazzo per poi andare all'interno. Ok. Ora c'è il final lap e qua mi cago addosso, lo so. Guarda che lotta con Marchetto. Guarda che... frena molto prima Marquez. Giro record di veneziano. Giro record del porco del come.
Mamma, guardate le ragazzette sono già pronte, ma stiamo calmi. Stiamo molto calmi. Stiamo molto calmi. Scusate se commento poco adesso, ma questa vittoria può essere fondamentale di più. Tutto italiano, ragazzi, deve parlare italiano al Mugello. Che si sta inventando? No, no. Mamma mia, che rischio, Kuma, perché... Marquez fa la staccatona. Ha visto che era in difficoltà e l'ha fatta, giusto così. Giusto così. Sì, me lo merito. Ho sbagliato una curva che non dovevo sbagliare. Giusto così. Il Kuma butta via una vittoria a dir poco scandalosa. Ma madonna del signor. Sul Kuma deve rischiare. Cosa ha rischiato qua il Kuma? Final curva. Attenzione, si butta all'interno. Come si è buttato il Come? Come si è buttato il Come? Come si è buttato il Come? E signori, il Come fa l'impresa. Pilota italiano, moto italiana, circuito italiano. Winner, winner, winner. Signori, c'è solo il Come. In attesa di... Ritorniamo prima in classifica, signori. Che mondiale. Che mondiale, raga. Mi scuso ancora per il ventilatore. Cosa ho fatto, Fioi? I suoi festeggiamenti grande vittoria, ragazzi. Grande vittoria. Il suo ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. Raga, un saluto dal Comandone venetiano. Ciao!